Grazie, buongiorno a tutti. Dopo la appassionata e profonda relazione del professor Poldini, è sempre un piacere ascoltarlo, insomma devo parlare anch'io di piante e specie vegetali, è un po' come parlare di religione, è uscito il Papa, diciamo, quindi ho qualche remora adesso nel farlo. Quanto la sua relazione è stata appassionata e profonda, sia pure nei limiti di tempo che ovviamente erano concessi, così la mia tenderà a essere un po' contabile, perché ha a che fare con dei concetti, diciamo, fortemente formalizzati, che forse in qualche modo rispettano meno la ricchezza e la profonda complessità della realtà fitogeografica e sistematica delle piante e hanno più a che fare quasi con degli aspetti normativi che noi ci imponiamo per riuscire a creare dei concetti chiari che poi ci consentano in qualche modo di gestire però i problemi di tutela, di conservazione in riferimento proprio alla componente vegetale del territorio. Quindi io mi interesso cerco di presentare in qualche modo il quadro delle specie vegetali interessate da status di minaccia presenti negli habitat umidi del nord Italia e degli habitat ex Natura 2000, insomma, che sono coinvolti all'interno di questo tipo di ambienti. Adesso passo molto in fretta su queste cose, mi limito a introdurre l'idea di status, cominciamo a parlare di specie vegetali. Gli status sono delle categorie formalizzate, standardizzate, assegnate sulla base di regole formali diciamo questo processo in realtà è un processo abbastanza antico, nel senso che mi sembra che quest'anno l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura festeggi 50 anni di lavoro su questo tipo di argomento. Questi status vogliono riassumere in modo, etichettandoli insomma in modo molto sintetico, le caratteristiche di rischio cui le specie vanno soggette. Li vedete rappresentati in modo molto sintetico in questo schema. Si va dalle situazioni più come si può dire, estreme e definitive, l'estinzione, a situazioni invece in cui il rischio appare poco espresso o comunque il rischio nei confronti dell'estinzione può essere sopportato dalle popolazioni di specie perché sono sufficientemente grandi, perché sono disperse su areali sufficientemente ampi e perché le condizioni ecologiche in cui queste riescano a campare effettivamente paiono garantite nel medio periodo. L'espressione di questi status vedo che il mio PowerPoint non è compatibile con PowerPoint, speriamo che il resto delle cose si legga, ma sì. Le espressioni l'attribuzione di questi status si basa, ho detto, su regole formalizzate. Esistono 5 famiglie di regole fondamentali identificate da lettere dell'alfabeto e vedremo che compariranno di fianco alle specie che io elencherò e che si ancorano a valutazioni di parametri diversi di queste specie. Innanzitutto l'attribuzione dello Stato e l'attribuzione di questi parametri conseguentemente è legata a dei territori, quindi abbiamo status valutati a livello globale in toto e poi abbiamo status relativi alla presenza della specie in un territorio più o meno delimitato, nel nostro contesto caratteristicamente a livello europeo, a livello italiano oppure anche a livello inferiore, per esempio a livello delle singole regioni. Il primo criterio è la trend di riduzione della popolazione all'interno di tempi abbastanza piccoli. A seconda della velocità del processo gli status sono tanto di minaccia sono sempre più elevati. Il criterio B si basa sulle dimensioni dell'areale, quindi sulla ampiezza della distribuzione geografica della specie. Il criterio C si basa sulle dimensioni, sull'ampiezza della popolazione e si applica a popolazioni con un peso numerico medio-piccolo. Il criterio D è sempre basato sulla quantificazione di popolazioni però molto piccole, inferiori a 1000 individui. Il criterio E è quello più raffinato e si basa sulla stima di una probabilità di estinzione all'interno di un periodo futuro piuttosto limitato.
E questo criterio in realtà richiede molte conoscenze dal punto di vista della demografia, della biologia riproduttiva delle specie, per cui di fatto è infrequentemente applicato. Vedremo che nelle specie che compaiono come specie dotate di status negli ambienti umidi dell'Italia settentrionale non c'è nessuna specie valutata con questo tipo di criterio. Le specie hanno come lo status delle specie, lo status di minaccia delle specie, finisce con l'essere palesato, evidenziato all'interno di documenti che sono le liste rosse. L'Italia ha avuto una storia pregressa di liste rosse, maturate e elaborate negli anni 90, e poi ha visto nell'anno passato, nel 2013, la pubblicazione della seconda vera edizione della lista rossa italiana, che è anche disponibile, ma purtroppo per motivi di impaginazione non riuscite a vedere, però farò avere la presentazione in modo tale che potete tirare fuori tutti gli indirizzi web utili, che è stata pubblicata dal Ministero dell'Ambiente appunto nel 2013. La redazione di una nuova lista rossa, dopo quella elaborata una ventina di anni prima, è stata necessaria, oltre per ovviamente la trasformazione del territorio, che è stata una trasformazione di fatto pesante, malgrado tutte le provvedimenti insomma, di tutela, di gestione, i tentativi di governo insomma, del territorio positivi ai fini della conservazione della natura, anche per il fatto che le regole secondo cui gli status di minaccia vengono attribuiti sono stati progressivamente maturati e hanno cercato di essere regole sempre meno basate su una stima approssimata e sempre di più su una valutazione quantitativa stretta dei parametri delle popolazioni delle specie. In particolare le regole applicate nella redazione della lista rossa dell'Italia del 2013 sono l'edizione del 2012 delle regole pubblicata dall'Unione Internazionale di Conservazione della Natura. In toto nella lista rossa italiana compaiono specie che hanno due provenienze. Una parte sono specie il cui inserimento è in qualche modo vincolato, nel senso che sono specie segnalate all'interno di convenzioni internazionali, e il punto di riferimento in questo caso è stata la Convenzione di Berna del 79, oppure specie che sono elencate all'interno degli allegati della direttiva Habitat. Complessivamente la lista rossa italiana comprende in questo momento 297 specie. Le specie, ma di queste appunto soltanto 151 derivano da queste fonti in qualche modo normative, le altre sono specie che si è scelto di inserire all'interno della lista rossa sulla base di un ampio screening che è avvenuto tra i botanici italiani in funzione del fatto che fossero endemiche, specie cioè la cui areale fosse ristretto e limitato al nostro paese, del fatto che fossero specie legate ad ambienti considerati sensibili, per esempio gli ambienti costieri, oppure, guarda caso, gli ambienti umidi di acqua dolce. Qui vedete un breve bilancio, insomma, di queste specie, che forse possiamo anche osservare. E cosa possiamo dire? Possiamo dire innanzitutto che esistono specie estinte, effettivamente, considerate completamente estinte, vale a dire specie per cui esiste l'evidenza che esistessero nel territorio italiano, che oggi non esistono più. Esistono specie che sono estinte in natura, quindi che non si conoscono più all'interno di contesti spontanei naturali, ma esistono solo attraverso la coltivazione in contesti artificiali, insomma in orti botanici. Ci sono specie estinte a livello regionale. L'estinzione regionale è l'estinzione di una specie soltanto all'interno di una parte del proprio area di distribuzione, che in questo caso comprende il nostro paese. Poi ci sono specie che appartengono a categorie intermedie. Qui c'è un errore, ci sono le specie gravemente minacciate e probabilmente estinte, e specie gravemente minacciate e probabilmente estinte in natura. Quindi definite in modo parallelo alle specie estinte. Poi abbiamo i gradi progressivamente inferiori di minaccia, che vedete elencati, e abbiamo anche un notevole numero di specie per cui, pur essendo stata iniziata la valutazione, si è evidenziato come non esistessero sufficienti dati per poter trarre delle conclusioni fondate in merito al loro status di minaccia, queste data deficient, dati insufficienti.
questo sottolinea un aspetto: la redazione di questo tipo di documenti è molto onerosa perché chiede una grande quantità di conoscenze, chiede quantità di conoscenze di base fondamentali, quindi sulla sistematica certa delle specie, sulla loro fitogeografia, sulla loro distribuzione, possibilmente aggiornata, possibilmente fondata su cartografie piuttosto particolareggiate, chiede conoscenze fondate sulla biologia riproduttiva delle specie e possibilmente, nel caso soprattutto di popolazioni molto piccole, sulla demografia di queste popolazioni. Non tornerò sulla definizione di ambienti umidi perché mi sembra che, diciamo, da questo punto di vista il professor Poldini abbia detto tutto quello che si poteva dire, quindi considerate buono il quadro di inserimento complessivo ambientale che il professor Poldini ha delineato e adesso propongo semplicemente quelli che sono gli estratti della lista rossa del 2013 italiani con specie che possono essere relativi agli ambienti umidi dell'Italia settentrionale. Vedete, ci sono specie che hanno livelli di status di minaccia piuttosto diversi. Partiamo da una specie regionalmente estinta come Aldrovanda vesiculosa, io non l'ho mai vista, insomma una specie, una idrofita, insomma, tipica delle vegetazioni acquatiche, insomma dei corpi acquatici. Isoetes malinverniana, questa è una specie endemica, l'unica specie endemica della Padania centro-occidentale, dei corsi d'acqua di fontanili, dei corsi d'acqua puliti, appunto perché derivanti da acque profonde. L'Indernia palustris, che ha cambiato tanti nomi, ma che è una specie invece dei fanghi, delle banchine di fango che stanno ai margini dei corpi d'acqua, in cui in realtà non si sa moltissimo perché si confonde molto facilmente il rilievo con specie anche di origine invece aliena, come l'Inderna dubia, per esempio, estremamente diffusa adesso, che forse ha anche spiazzato in gran parte l'Indernia palustri che noi conosciamo. Poi ci sono specie di orchidee come la Liperis lioeseli, come la Spirantes estivalis, ci sono specie di pteridofite come l'Licopodiella inundata. Ecco, questa evidenzia bene un problema che per questi gruppi un poco più specializzati spesso non ci sono dati a cui appoggiare valutazioni fondate, per cui sono gruppi che di fatto chiedono un notevole sforzo di indagine territoriale e di nuova conoscenza per poter essere effettivamente qualificati e documentati. Parlava poco tempo fa il professor Poldini del Litrum ipsisopifoglia, dovrebbe accompagnarsi il Litrum tesioides, che però mi sembra che sia effettivamente una pianta estremamente rara, più o meno negli stessi ambienti. La Marsilea quadrifoglia, un'altra felce che in natura è diventata estremamente infrequente. Salvinia natans, di cui ha parlato il professor Poldini nell'ambito delle vegetazioni pleustofitiche. Ecco, io questa potrei dire che ne ho colto una dinamica negativa nel quadro della mia non lunghissima carriera di botanico, insomma, che ormai dura da una 35 anni, insomma, così. Però effettivamente è vero che soprattutto laddove era facilissimo vedere una grandissima quantità, io penso agli specchi d'acqua, ai margini dei corsi d'acqua della Padania centro-occidentale, ecco, oggi è diventata estremamente infrequente. La Trapanatans, che immagino conosciate, insomma, sempre specie che alla fine del suo sviluppo vive con la rosetta di foglia galleggiante alla superficie. E poi una specie di cui si è appena parlato, la specie endemica del Friuli, l'Armeria elodes, che vi ha illustrato il professor Poldini. Due tife, non le più comuni, non le mazzasorde che troviamo più comunemente, che sono la tifa latifoglia e la tifa angustifoglia, ma la piccola tifa minima e la tifa Shuttleworthy, legate alla vegetazione palustre, e poi Caldesia parnassifoglia. Anche questa specie è divenuta un'idrofita divenuta del tutto rara, tanto che ne viene ipotizzata la possibile estinzione in natura. Vedete che i criteri che sono stati utilizzati per definire
queste specie, ovviamente non applicate alle specie estinte o alle specie probabilmente estinte o alle specie per cui vengono dichiarate la mancanza dei dati, sono fondamentalmente i criteri della famiglia A, quelle legate all'andamento della popolazione calante, al declino della popolazione, i criteri della famiglia B, quelli legati alle dimensioni dell'areale e veramente anche alla frammentazione della popolazione all'interno dell'areale, e in subordine i criteri della famiglia C, quindi questi legati alla dimensione, alla numerosità della popolazione. Qui vedete semplicemente la rappresentazione grafica della percentuale delle varie specie, con status di minaccia tra le policy species degli ambienti umidi del nord Italia. Vedete che di gran lunga il gruppo maggiore è rappresentato dalle specie considerate minacciate. Poi sono le non policy species, queste specie che sono state introdotte non per vincolo internazionale ma per scelta, perché evidentemente rappresentavano un contenuto biologico che si riteneva di dover valorizzare all'interno della flora italiana. Anche qui abbiamo una certa quantità di orchidee, per esempio Anacanthis palustri, la Orchis palustris, Amalaxis o Amarbia paludosa e l'Epipactis palustris. Abbiamo Lathyrus palustris, abbiamo Miricaria germanica dei greti, dei corsi d'acqua, abbiamo un'altra felce, questa veramente infrequente, tant'è vero che ne viene definita la probabile estinzione, che è Pillularia globulifera, la Sagittaria sagittifoglia, specie piuttosto plastica, insomma, che si presenta in situazioni diverse, dalla vegetazione delle bordure palustris, insomma, insieme quasi vicino ai canneti, insomma, fino alla vegetazione delle acque correnti, dove compare con le ecoforme completamente sommerse. Poi abbiamo uno dei salici, Salix pentandra, distribuito insomma, in una certa varietà di formazioni arbustive, e Straziotes aloides, altra idrofita tipica galleggiante, anche questa considerata presumibilmente estinta in natura. Carex buxbaumi, invece, delle vegetazioni pioniere su suoli impregnati dalle acque che vengono fuori dallo scioglimento delle nevi, insomma, in altitudine. Poi utricularie che si vanno a situare nella classe degli utriculariatea di cui faceva cenno il professor Poldini, in acque spesso rese scure dalla materia organica, sono acque spesso legate all'immediato intorno di formazioni di torbiera, insomma, che risentono la loro composizione proprio della materia organica liberata da queste formazioni. Utricularia bremi ha un certo numero di stazioni, ma non tante. Utricularia stigia mi sembra che abbia un'unica stazione italiana in Alto Adige, insomma, quindi una specie estremamente limitata. Carex capitat, poi un paio di Carex. Anche qui, se vogliamo avere un colpo d'occhio sulla distribuzione delle categorie di rischio, troviamo che anche in questo caso la maggior parte delle specie si collocano nell'ambito delle specie minacciate. NT sono le specie considerate a basso livello di minaccia, considerate quasi, insomma, prive di minaccia. Queste sono le specie, vedete che non sono una grande quantità rispetto a quelle che il professor Poldini ha citato come specie passibili di possibili provvedimenti, insomma, legati a una gestione conservativa, sono un numero relativamente piccolo. Va detto che la lista rossa ha voluto essere ancorata a un'applicazione abbastanza puntigliosa dei criteri UICN, quindi in realtà ha valutato e ha stabilito lo status di minaccia soltanto per un numero abbastanza piccolo di specie. Guardiamo gli habitat, le etichette degli habitat forse molti le conoscono perché di fatto ormai ricorrono in buona parte dei documenti che vengono prodotti a fini gestionali territoriali. Gli habitat non sono strettamente dei tipi di vegetazioni, ma vengono definiti grazie alla conoscenza dei tipi di vegetazioni che ci ricadono dentro, in quanto sono una tipologia che riguarda dei biotopi
complessi in cui anche più tipi di vegetazione possono coesistere nei loro naturali rapporti di contiguità legati all'evoluzione temporale o all'esistenza di contatti sensati, insomma critici dal punto di vista ambientale. Nelle zone umide dell'Italia settentrionale ce ne sono parecchi. La prima macrocategoria è quella delle acque stagnanti. Il professor Poldini ha parlato con una certa diffusione, insomma, della classe dei potametei pettinati, insomma, che comprende in gran parte, diciamo che, o meglio, che è l'elemento caratterizzante di buona parte degli habitat, questi dei laghi eutrofici naturali, con vegetazione del Magno Potagnano e Idrocarithion. Direi che anche tra gli habitat è uno di quelli che, riguardando direttamente i corpi acquatici, caratterizza maggiormente il paesaggio, insomma, assume dimensioni, continuità, sviluppo tale da essere effettivamente un elemento significativo del paesaggio. Questo non vale per molti degli altri habitat qui citati, che invece hanno un ruolo molto più discreto, molto più limitato per dimensioni o anche per collocazione, insomma. Questo vale per esempio per questi littorelletaglia uniflore che il professor Poldini diceva sono un po' dei, come si può dire, delle cose di cui si va alla ricerca ma non si conoscono esattamente. Vedete anche che nella distribuzione regionale questi habitat sono stati segnalati poco. Ecco, io potrei dire che in qualche caso si vedono questi habitat soprattutto nelle banchine molto poco profonde dei grandi laghi subalpini. Se questi non hanno acque troppo torbide, se il regime dei laghi è funzionale alla biologia delle specie che ci stanno dentro, che richiede delle coperture temporanee, ma non troppo lunghe e non troppo corte, nel senso che la pianta campa bene sott'acqua, ma spesso fa la riproduzione solo nel momento dell'emersione. Questo è tipico di Littorella uniflora, che è un po' la specie tipica. Fatto sta che queste banchine poco profonde in fregio ai grandi laghi non sono degli ambienti frequentatissimi, insomma, anche perché in molti casi, per esempio, stanno dietro una muraglia di canneto di qualche centinaio di metri, insomma, per cui andarsene a beccare non è così facile. L'altra cosa è che immagino che siano banchine che debbono avere una condizione di tranquillità da un punto di vista morfogenetico, quindi non possono essere cose continuamente sconvolte, ma proprio essere costruite lentamente nel corso dei processi di sedimentazione e rimodellamento tipici del lago, ma non del fiume, voglio dire, non della esondazione violenta, per cui anche in questo caso forse oggi bisogna tener conto che i grandi laghi alpini sono usati a serbatoi idrici, per cui vengono riempiti troppo e svuotati in modo anche abbastanza violento. Ecco, forse questi tipi di vegetazione effettivamente risentono di questo tipo di evoluzione. Ci sono poi quelle, invece, acque stagnanti, sempre banchine laterali dei corpi d'acqua a profondità, queste soggette a immersioni più prolungate, che sono molto segnalate, credo in virtù della diffusione piuttosto ampia dei piccoli giunchi annuali e di alcuni Cyperus, insomma Cyperus flavescens e Fuscus, ecco, si trovano ancora abbastanza, e questo fa sì che questa vegetazione di piccole dimensioni, a ciclo effimero, come ha detto il professor Poldini, siano di fatto vegetazioni diciamo, che si osservano, anche perché tutto compreso sono abbastanza resistenti alla dinamica fluviale e quindi sono state anche segnalate in modo abbastanza diffuso. Le vegetazioni di Cara costituiscono un campo di indagine abbastanza specialistico e sono vegetazioni completamente sommerse, che non si percepiscono e che stanno in corpi d'acqua di dimensioni molto diverse, anche molto piccoli, in qualche caso tanto piccoli da subire un brusco riscaldamento, insomma, durante la stagione estiva, insomma, vegetazioni abbastanza specializzate. I laghi distrofici sono i laghi che contengono acque condizionate nella loro composizione minerale proprio dalla vicinanza di ambienti di torbiera, quindi fondamentalmente li troviamo in quelle situazioni. Stagni temporanei mediterranei sono la variante mediterranea dell'habitat contengono specie, insomma, distribuzione più strettamente mediterranea dell'habitat 31-30. Nel contesto dell'Italia settentrionale arrivano probabilmente in modo estremamente marginali e sono segnalati soltanto per la regione Emilia-Romagna. Le acque correnti sono l'altro grande capitolo che riguarda i corpi acquatici superficiali e in realtà comprendono cose abbastanza diverse, tutte condizionate dall'esistenza
della corrente, ma in modo abbastanza differente. Insomma, sono le vere vegetazioni fluitanti, che sono queste dell'Habitat 3260. Anche questo è un elemento paesaggisticamente rilevante, insomma, che caratterizza l'aspetto dei corsi d'acqua, quelli con le grandi fioriture di ranuncoli acquatici del sottogenere Batrachium. E poi ci sono in realtà tutte le vegetazioni che compaiono sui greti, sui piccoli terrazzi circostanti al corso d'acqua, uniti in questo contesto perché sono direttamente condizionati dall'impatto, dall'impulso della corrente che frequentemente le percorre. Ci sono le tipiche vegetazioni dei greti, soprattutto calcarei, insomma, Epilobium di Fleischer. Ci sono le vegetazioni americaria germanica, che abbiamo detto precedentemente, in realtà poco diffuse ma evidentemente abbastanza disperse in tutto il nord Italia. Gli arbusteti a Salix eleanios, anche questi, diciamo, i bassi arbusteti piuttosto resistenti alla dinamica fluviale che troviamo spesso tra i primi elementi di colonizzazione di fianco, oltre al greto appunto erbaceo, anche questi assai presenti. Vegetazione molto particolare nel nord Italia e in realtà con una distribuzione assai limitata e forse un po' questionabile, insomma, è questa che comprende invece le vegetazioni dei terrazzetti, gli ambienti, insomma, dei terrazzetti molto più tipici della penisola, insomma, con le specie camefitiche di Santolina o di Elicriso o queste cose, quindi che si staccano un po' dal nostro contesto fitogeografico, anche questa in Emilia-Romagna e poi anche in Piemonte, anche se non immagino bene dove. E poi ecco questo habitat che in larga misura si identifica con la classe Bidentetea, di cui ha parlato il professor Poldini, quindi di queste specie annuali a ciclo relativamente rapido che si insediano e prosperano sulle banchine fangose ricche di nutrienti che fiancheggiano i corsi d'acqua e che rimangono scoperti in una certa fase della stagione. È un habitat visto con gli occhi del nord Italia un po' strano perché generalmente è fisionomizzato da specie esotiche, quindi da specie che rappresentano effettivamente un problema effettivo. Ecco, sotto ci sarebbero altri due habitat che sono i fiumi mediterranei, sono entrambi habitat collocati in modo molto periferico in Emilia-Romagna e sono legati alla vegetazione erbacea caratterizzate per esempio da Paspalum paspaloidis. Anche qui credo che in taglie settentrionali siano veramente rappresentati a livello frammentario. Ecco, la specie ci sono, ma forse l'habitat complesso insomma, non è così rappresentato. Ci sono poi habitat legati ad altri contesti di cui si è appena parlato, quindi le praterie condizionate da presenza di forte umidità nel substrato, come le praterie a Molinia, soprattutto Molinia cerulea. Queste vedete che sono abbastanza distribuite sul suolo torboso, qualche volta sul suolo argilloso, spesso dotate di un corteggio floristico assai importante, come è stato sottolineato. La grande distribuzione geografica non vorrei che traesse in inganno, per esempio in Lombardia ci sono, ma sono ormai ridotte a frammenti molto molto piccoli e tutto compreso ancora passibili di ulteriore riduzione nel tempo a venire. Ci sono una situazione forse un filino più palustre con una caratterizzazione mediterranea molto più spinta, che sono gli habitat legati alla cenosi di Molinia, di Holocenus romanus, che vedete infatti nell'Italia settentrionale sono legate ai territori che circondano l'arco adriatico, mentre della pianura padana centrale e occidentale non sono effettivamente mai state segnalate. Vengono comprese in questa categoria anche le bordure di megaforbie igrofile, che comprendono una grande varietà di ambienti diversi, si distribuiscono in un excursus altitudinale molto molto ampio, dal piano basale, da vegetazione, insomma, del ruderal nitrofile, igrofile del bordo dei boschi, fino al piano alpino con il betulo, con gli adenostiletali, diciamo. Quindi categoria estremamente composita, estremamente articolata, e forse anche a questo si
devi in parte questa diffusione molto ampia, cioè c'è finita dentro un sacco di cose, sono finite dentro un sacco di cose differenti. Le torbiere acide, di cui ci ha fatto cenno anche il professor Poldini, presenti generalmente, appunto come si sottolineava, perché esistono dei rilievi, insomma, legate quindi alla vegetazione delle fasce altitudinali superiore a quella basale. Torbiere acide storicamente esistono insomma testimonianze, Exicata per esempio di Spagna, abbastanza strettamente legate alle torbiere acide, anche nella fascia pedimontana, ma queste in gran parte oggi non sono più rinvenibili, non si trovano più. Le torbiere altattive, quindi le tipiche torbiere ombrofile, insomma, con acque estremamente oligotrofe, che presentano una situazione di estrema oligotrofia e acide, torbiere che derivano dalle precedenti, siamo fuori un paio di minuti, va bene. Allora il complesso delle torbiere, il complesso delle paludi basse calcaree di cui ha parlato il professor Poldini, sono un altro serbatoio di specie importanti. Anche queste appaiono abbastanza diffuse, ma vale secondo me lo stesso discorso delle praterie molinia, cioè sono diffuse ma frammentate in piccoli pezzi, spesso dispersi in un paesaggio che comincia a diventare ostile. Lo stesso vale per le torbiere basse alcaline. Ci sono poi gli aspetti forestali. Io mi sono limitato a considerare le torbiere boscate, quindi le torbiere popolate da arbusti, in particolare del genere Pinus, le foreste alluvionali che comprendono saliceti, ontaneti di riva e in realtà nell'interpretazione italiana degli habitat anche buona parte delle foreste igrofile interne rispetto al fosso del fiume. La variante di queste foreste ripariali di riva con i salici è rappresentata dalle foreste mediterranee di caducifoglie a galleria con Salix alba e Populus alba, che anche qui troviamo sostanzialmente segnalate a cavallo dell'arco nord adriatico. Una osservazione molto veloce: se confrontiamo la superficie delle diverse regioni col numero di habitat che ci stanno, io ho messo le regioni in ordine progressivo di aumento della superficie, troviamo che il maggior numero di habitat sta nelle regioni più piccole, e questo si lega al fatto che le regioni piccole sono le regioni della catena alpina, che evidentemente costituisce un baricentro estremamente articolato e ricco di biodiversità. L'unica regione che ha un consistente estensione planiziale è il Friuli Venezia Giulia, appunto, di cui parlava Poldini, che gode di condizioni sia biogeografiche che ambientali abbastanza articolate. Il professor Poldini si lamentava delle condizioni di conservazione di molte cenosi anche lì, malgrado i provvedimenti assunti. Figuriamoci dalle altre parti, ecco, almeno pensando alla Lombardia, ecco, la situazione è molto più critica. Le varie specie di cui abbiamo parlato prima possono essere legate in modo più o meno rigido ai vari habitat prioritari, quindi si può fare un esercizio di questo tipo. Mi limito a far vedere i dati sintetici, vedere qual è l'habitat prioritario che possiede il maggior numero di specie presenti nella lista rossa della flora italiana per il nord Italia, e questo sono le torbiere basse calcaree, le torbiere basse alcaline. Poi vengono gli Isoetronanoiuncetea, Littorelletea, le vegetazioni dei fanghi di bordura dei corpi acquatici. Poi vengono le praterie molinia, quindi diciamo questi gruppi di specie sono tutti assai importanti, ma vorrei far notare che esiste un numero rilevante di specie della lista che non sono associate a nessun habitat. Quali specie sono? Non faccio in tempo, c'è tutta la discussione del tentativo di verificare i trend con cui questi status possono permanere nel tempo o no, sia relativi alle specie che relativi agli habitat. Poi ve li trovate, spero, in una situazione di impaginazione meno ributtante, insomma, sul file che distribuirò. Il giallo e il rosso sono trend negativi, quindi diciamo vi fate un'idea abbastanza veloce della situazione generale. Il trend legato al buono stato di conservazione sono solo i quadratini verdi. Li faccio passare. Questo valeva per le specie, non è stato valutato per tutte le specie questo tipo di evoluzione. Questo vale per gli habitat. Pure qui avete valutazioni gialle e rosse. Queste sono valutazioni pubblicate nel 2014 dall'ISPRA. Quindi anche qui vedete situazioni generali, insomma,
complessivamente piuttosto allarmanti. Ecco, mi limito a far notare questo tipo di indagine e di aggiornamento permette anche di pensare di aggiungerci degli habitat e guarda caso uno degli habitat che dovrebbe essere aggiunto sono canneti e cariceti di acqua dolce in cui stanno quelle 4 specie che erano prive di un inquadramento in un ambito riconosciuto. Mi scuso per la fretta e grazie dell'attenzione.